bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, un aggiornamento importante ovviamente per quanto riguarda la conferma della ondata fresca che coinvolgerà soprattutto il nord a partire dalla giornata di domenica e poi si estenderà anche al resto dei settori del centro Italia. Attenzione invece perché al sud il caldo potrà permanere anche a lungo. Intanto vediamo appunto cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Lo vedete perché è confermato che almeno fino alla giornata di venerdì subiremo un passaggio temporalesco. La discesa delle forti correnti fresche di matrice nord atlantica riusciranno a portare forti temporali, confermato su tutto quanto il nord Italia, in prevalenza soprattutto sul Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, anche in parte sulla Toscana, sulla Liguria e sulla Emilia. Meno coinvolte però le coste e praticamente tutto quanto il centro. La possibilità che il centro veda delle precipitazioni sarà soprattutto da lunedì in poi. Come vedete nella giornata di giovedì ancora questo flusso umido che resisterà in quota porterà alla formazione di locali temporali, soprattutto lungo il comparto alpino centro-orientale, e quindi avremo la discesa di queste correnti umide che andranno a portare forti temporali dal pomeriggio su Dolomiti, sul Bellunese, potranno anche sconfinare fino alle pedemontane venete e friulane. Altrove non assisteremo a chissà che fenomeni, prevarrà cielo poco nuvoloso per velature anche alte, in transito invece caldo ovviamente sempre intenso, e continuerà a rimanere almeno fino alla giornata di venerdì su tutta l'Italia. Poi come vedete un nuovo passaggio di temporali nella giornata di venerdì potrà ancora agire sul nord-est entro la serata, con la discesa di questi temporali che andranno a coinvolgere i settori pedemontani e poi anche sulle alte pianure entro la prossima nottata, quindi quella di sabato, andranno a coinvolgere anche, pensate, la Val Padana centro-occidentale. Insomma, la permanenza di queste correnti nord-orientali potrà quindi favorire anche le zone di pianura localmente. Per quanto riguarda invece, attenzione alla giornata di sabato, questo ultimo passaggio umido continuerà a permanere ancora una volta sulle zone appenniniche, sulle Alpi, e quindi attesa ancora una instabilità a tratti con l'avvicinarsi però, come vedete, di questa depressione e di correnti nord atlantiche che si avvicinano proprio dalla Gran Bretagna e sulla Francia per portare maltempo alla giornata di domenica. Quindi, come dicevo, sabato vedrà la formazione solo sul comparto alpino e quello prealpino, i settori maggiormente favoriti da rischio temporali tra il pomeriggio e la serata sulla Val Padana centro-occidentale, quindi Piemonte e sulla Lombardia. I fenomeni potranno essere quindi di forte intensità, sempre a rischio di grandinate e un primo calo, vi avverto, già nella giornata di sabato sul nord-ovest della penisola. Sul resto d'Italia invece fenomeni non si avranno, sarà stabile, qualche locale fenomeno sul settore toscano e quello del Lucano, ma non avremo altrove nessun cedimento della pressione. Poi da domenica invece cederà l'alta pressione e avremo questo passaggio frontale che sarà responsabile di temporali di forte intensità su gran parte delle regioni settentrionali, temperature che diminuiranno notevolmente soprattutto entro la serata, con nubifragi, grandinate e colpi di vento davvero molto intensi da nord-ovest. Localmente avremo sviluppi anche sulla Toscana a partire dalla serata, mentre dalle Marche e poi compreso anche il resto del centro e del sud Italia non vedrà nessun fenomeno, il cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con ancora caldo intenso, ma vi ricordo appunto, come vedete dalla grafica, questo notevole calo delle temperature che si avrà da giornata di domenica ancora caldo, soprattutto al sud, permarrà come vedete almeno fino alla giornata di martedì, resterà ben solido, e invece vedete come parte del centro, specie lungo versante dell'Alto Tirreno e su tutto quanto il nord, subirà un deciso calo termico con temperature a tratti lievemente sotto la media stagionale, più convinto invece sull'Europa centro-occidentale e sui Pirenei. Ed è ufficiale che dalla prossima settimana coinvolgerà il vortice depressionario disposto appunto sulla Scandinavia l'invio di correnti più fresche in direzione proprio verso il
il nord Italia, a tratti possibilità di temporali, ricordo, non solo al nord, ma con la discesa di questo impulso anche sull'Alto Tirreno, quindi su Toscana, neanche su Lazio, compresa Roma, potremo avere dei fenomeni. Altrove nulla di che, ve lo ricordo, sul resto del centro e del sud il nord subirà invece le conseguenze peggiori, con rischio di nubifragi e piogge estese. Quindi attenzione, perché per un momento emettiamo una criticità idrogeologica piuttosto alta. La probabilità che accada questo al momento è decisamente alta ed è praticamente confermata da tutti i centri di calcolo. Vi ricordiamo quindi che le correnti calde si disporranno verso l'Europa orientale e siamo i più favoriti dalla discesa di queste correnti. Grazie per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.